Sono partiti stamani i carotaggi sul letto del Rupinaro. È arrivato infatti il primo macchinario necessario per i sondaggi, finalizzati a comprendere lo stato di salute del torrente e a calibrare gli interventi futuri di messa in sicurezza. Oggi inizieremo con le macchine più piccole nella parte a monte di San Pier di Canne e in tutte le altre parti dove la macchina ha difficoltà a entrare per esigenze logistiche. Da venerdì arriverà la macchina più grossa, sarà proprio all'interno del Rupinaro, all'altezza del ponte dell'autostrada fino giù alla foce. Il materiale raccolto, le cosiddette carote di terra, per una profondità di 3 metri circa, verranno analizzate in un secondo momento. Provvisoriamente verranno per alcuni giorni messe qua a San Pier di Canne dal palazzetto per poi essere portate a Caperana nel magazzino comunale dove verranno valutate insieme alla sovrintendenza a tutti gli altri enti per le definizioni più precise e tecniche delle risultanze. Le indagini geognostiche partite oggi dureranno una quindicina di giorni. Finita queste indagini, poi inizieranno le indagini spondali su tutte le arginature. Oggi iniziano i 60 giorni come da capitolato speciale d'appalto, dove l'ATP entro il 29 di ottobre dovrà consegnare tutte le risultanze delle indagini e tutti gli studi che ha effettuato. Il terreno estratto sarà analizzato sotto 2 punti di vista: chimico, per controllare l'eventuale presenza di inquinanti, e geologico. Vediamo che tipo di terreno è, vediamo se sono delle alluvioni, se sono delle coltri, per poi poter ricostruire il modello geologico di tutta la piana del Rupinaro, compreso anche l'assetto idrico della falda idrica, e dare poi tutti i dati agli ingegneri in modo che possano fare sia la progettazione idraulica che geotecnica. Le aziende lavoreranno a pieno ritmo per dare meno disagio possibile e concludere al più presto le indagini. In questa settimana dovremo iniziare e terminare i sondaggi nell'alveo, dopodiché in una ventina di giorni dovremo finire gli altri sondaggi.